forte. Un ricatto veramente feroce. Siamo a Messina con Daniele Dell'Acqua della Lega Ambiente. Ci parlerà un po' della situazione delle centrali nucleari in Sicilia. Sì, bene o male di certezze non ce n'è, però come si sa in questi casi quando non ci sono le certezze poi purtroppo arrivano i tristi risultati. E l'idea è che la Sicilia possa ospitare una centrale nucleare. Già del resto nell'ultima campagna elettorale regionale Lombardo aveva detto che sarebbe stato anche disposto ad ospitare una centrale nucleare, il ministro Prestigiacomo aveva detto che non c'era niente di male se la Sicilia avesse dato il suo dito alla centrale nucleare, e per cui ora si sta mettendo assieme queste opinioni e mettendo assieme anche la crisi di Termini Imerese. Si fa sempre più probabile l'ipotesi, dico ancora non confermata da atti ufficiali, ma si mettono assieme tutti questi elementi, che Termini Imerese possa essere la sede di una centrale nucleare, e secondo chi l'ha pensata questa cosa riuscirebbe a risolvere il problema occupazionale, quindi il ricatto occupazionale è perfetto, sfruttare le infrastrutture che la Sicilia sembra stesse facendo per Termini Imerese e che ora non servono più, e quindi calmare le acque della zona dal punto di vista occupazionale. Però ci ritroveremmo con una centrale nucleare in una regione a rischio sismico, un sole che 300 giorni l'anno. Si è detto pure che la centrale l'impianto stabilimento Fiat del Mimerese rovinava il paesaggio, le risorse naturali eccetera, invece c'è una bella centrale nucleare, quindi ha voglia a devastazione che ci sarebbe, in più col problema delle scorie, l'acqua dove la prendono per la centrale nucleare? L'acqua in una regione dove l'acqua non c'è mai, le scorie avremmo pure il problema dove metterlo. Fra l'altro, ci vuole l'acqua potabile. No, infatti è uno stabilimento che prende risorse, non dà, prende risorse, è una regione che già ha dato ampiamente per il resto del paese. In questo caso la centrale nucleare a Termini Imerese è superiore a fabbisogno dell'isola, vogliono fare una centrale nucleare per portare l'energia poi sempre nel triangolo industriale. Non si pone mai poi il problema del ridimensionamento dei consumi energetici, dell'efficienza dei consumi energetici, qui si pensa sempre a produrre nuova energia per assecondare uno sperpero di energia. Quindi Termini Imerese la centrale nucleare, a Messina il ponte sullo stretto, la Sicilia è bella e bella. Infatti questa Sicilia che cerca in tutti i modi, anche qua oggi siamo in un mercatino biologico a Messina, cerca in tutti i modi di valorizzare i propri prodotti biologici, è la prima regione per produzione biologica d'Italia e poi siamo sempre in uno stato di... Non hai canali né di vendita né di promozione, e le centrali comunque anche... queste organizzazioni che lavorano senza nessun profitto. Questi mercatini dovrebbero organizzare ovunque in Sicilia tutte le centrali sindacali di settore. Certo. Vorremmo vedere per la prima volta almeno che in Sicilia queste centrali sindacali di settori promuovono mercatini del biologico in tutta la regione. Non ne abbiamo, questo insieme a un altro che c'è a Caltanissetta e a Catania, e sono gli unici 3 mercatini del biologico promossi tutti e 3 dal basso. Va bene, grazie Daniele. Grazie a te.